Le attiviste e gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Sora si sono ritrovati in piazza Santa Restituta con il loro gazebo per analizzare e recepire i suggerimenti dei concittadini su temi importanti quali le prospettive per i giovani, le loro famiglie, le piccole e medie imprese, il commercio, le scuole, la condizione delle strade, i parchi cittadini e gli spazi verdi. In questa giornata in particolare, con il portavoce Fabrizio Pintori, si è parlato della farmacia comunale e della proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle in merito alla sua valorizzazione. Oggi ci occupiamo anche della farmacia comunale perché siamo preoccupati, come lo sono tanti altri nostri concittadini, del futuro della farmacia comunale. Noi abbiamo presentato una nostra proposta, che è quella della società di benefit, che è un istituto recentemente introdotto dal nostro legislatore e che è già diventata una realtà consolidata in altre città, come ad esempio Firenze, dove molte farmacie comunali sono state trasformate in società benefit. Di fatto la farmacia non diventa più solo un dispensatore di farmaci, ma fornisce tanti altri servizi, diventa veramente un centro di servizi per il cittadino. In questo modo si valorizza di più l'aspetto sociale della farmacia, fermo restando che poi resta anche l'aspetto economico, perché le società di benefit sono delle società partecipate dal comune. Noi sappiamo che la società che gestisce la farmacia comunale, che appartiene al 51% al comune, quando avviene la divisione degli utili, la parte degli utili del comune viene assegnata ai servizi sociali. Ebbene, quindi con la società benefit, oltre agli utili, quindi alla parte economica destinata ai servizi sociali, si forniscono ulteriori servizi in più per i cittadini. Questa è l'idea che abbiamo noi di farmacia comunale e che cercheremo di far approvare. L'iniziativa di sabato 19 ottobre rientra nell'ambito della campagna Tra la gente e con la gente, per mostrare la vicinanza dei rappresentanti politici del territorio alla propria gente. Passiamo da lunedì al venerdì all'interno del palazzo, quindi facciamo tutta un'attività istituzionale. Noi come maggioranza di governo, io sono capogruppo della Commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio, quindi seguo tutte le attività della Commissione, cerchiamo di portare avanti i più provvedimenti possibile per le persone e per i cittadini. Quindi devo dire la verità, non c'è ricarica migliore che tornare sui territori e cercare proprio l'infa vitale per ricominciare poi una settimana che verrà, perché comunque sono responsabilità grandi che noi facciamo con tutta, veramente con la testa bassa e con i piedi per terra, cercando di fare quel centimetro quotidiano che però cerca veramente di aiutare le persone. Il fine settimana più ambito è quello di poter stare non solamente nelle stanze per quanto mi riguarda della Regione Lazio, ma nella mia piazza. Poi io sono di Sora, da parlare con le persone e sentire i loro problemi, le loro aspettative, le loro domande, qualsiasi domanda essa sia, è la cosa più importante che ci sia. Dalla gente, da stare in mezzo alla gente e con la gente, che si può prendere spunto, ecco, per ambire a legiferare nel modo migliore, proprio ascoltando le persone, come mi è successo qualche tempo fa. Ho avuto spunto per presentare la mia prima proposta di legge in Regione Lazio, è di istituire in tutti i reparti oncologici la figura del psico-oncologo nell'equipe dei medici che assiste un malato, per potergli dare sostegno in tutti i reparti oncologici. Quindi ho proposto di istituire un servizio di psico-oncologia.